Per i pensionati veneti è in arrivo una boccata d'ossigeno. Dal 1° dicembre, oltre alla rata delle pensioni, c'è anche il pagamento della tredicesima. Il pagamento della tredicesima assume un dato ancora più importante in questi tempi di crisi economica e di pandemia, poiché sappiamo che almeno un terzo dei nostri pensionati contribuisce al sostegno dei propri figli, dei nipoti e quindi assume una particolare rilevanza. La tredicesima andrà a circa 1.300.000 pensionati veneti e renderà più gradevole un Natale che non promette grandi festeggiamenti anche dal punto di vista economico. L'importo aggiuntivo di 154,94 euro invece è un sostegno destinato ai meno abbienti, pensionati con redditi limitati e con assegni bassi. Per i pensionati che hanno una pensione molto bassa, intorno ai 570 euro al mese, e hanno un reddito molto basso, c'è un importo aggiuntivo sulla tredicesima fino a 154 euro. Per cui è importante controllare che questo importo venga messo in pagamento. Si tratta di 100.000 anziani veneti, 60.000 donne e 40.000 uomini. Per quanto riguarda la provincia di Venezia, invece, sono circa 224.000 i pensionati che beneficeranno della tredicesima, mentre l'importo aggiuntivo per le pensioni più basse è destinato a circa 17.000. C'è infine un ultimo gruppo di pensionati che si vedrà accreditare la 14ª mensilità. Si tratta di chi ha compiuto i 64 anni a partire dal 1° agosto e che quindi a luglio non aveva ancora maturato il necessario requisito anagrafico. Inoltre, per coloro che percepiscono la pensione presso gli uffici postali, anche questo mese il pagamento, per evitare le file e tutto il resto, il pagamento verrà anticipato al 25 novembre.